Eccoci qua, con noi c'è Giuseppe Romano che è il presidente di Ambi Veneto. Ambi è l'associazione dei consorzi per la gestione e la tutela del territorio e delle acque irrigue, più conosciuti come consorzi di bonifica e di irrigazione. Nei giorni scorsi, in occasione di Fiera Agricola, Ambi Veneto ha tenuto un incontro, molto affollato peraltro, sul tema Il Veneto oltre l'emergenza siccità. La novità è il piano irriguo regionale, di cui adesso magari parleremo, però prima credo sia importante dire una cosa. La percezione rispetto all'anno scorso per quanto riguarda il clima è diversa. Sicuramente la situazione è anche diversa perché c'è molta neve in montagna, però non possiamo sicuramente dire che è superata l'emergenza idrica, nel senso che il deficit idrico è ancora presente, tant'è che nonostante le piogge, nonostante la neve, i grandi laghi del nord continuano a essere sotto media. Beh sì, buongiorno a tutti, intanto mi sembra Poi peraltro nei giorni scorsi a Bologna c'è stato anche un incontro con le autorità di distretto. Con l'autorità di distretto? Sì, con l'autorità di distretto del Po, c'era anche quella del Tevere e dell'Arno, oltre ai consorzi di bonifica e al CREA, che è l'Ente Nazionale di Economia Agraria, proprio per cominciare a programmare una stagione irrigua che si preannuncia difficile, non drammatica come l'anno scorso, ma sicuramente difficile. Beh, certo, allora sicuramente come hai detto tu non è drammatico come l'anno scorso, questo periodo già iniziavamo a parlare di deroghe, di piani, di limitazioni e quant'altro. Quest'anno è un po' diverso, leggermente diverso, dal punto di vista nevoso le montagne hanno avuto una discreta nevicata, certo. per cui pensiamo che la questione sia un po' migliore e quindi dopo l'anno scorso, il 2018, almeno ad oggi si presenta sicuramente meglio dal punto di vista meteorologico, quindi anche dalla possibilità di avere degli invasi un po' più pieni rispetto all'anno scorso, vista le nevicate che ci sono state. Però la percezione che noi abbiamo è questa: i cambiamenti climatici, ahimè, sono comunque in itinere e la questione, le minime, quest'inverno non c'è mai stato inverno, forse qualche giorno sotto lo zero, però poi sempre sopra lo zero, e quindi da questo punto di vista il cambiamento è in itinere ed è lì, dietro l'angolo. Quindi attenzione, il nostro percorso deve essere attenzionato, noi dobbiamo sicuramente fare delle azioni di prevenzione che sono estremamente importanti, però su questa partita dovremo fare molto, dovremo investire parecchio. Quindi da questo punto di vista dobbiamo agire, passare dalle chiacchiere, passatemi temi ai fatti, e su questo i consorzi di bonifica sono sicuramente i primi. Ecco, quando si parla di agire significa intervenire soprattutto sulle infrastrutture, perché i cambiamenti climatici stanno cambiando tanto. Perché è vero che in questo momento c'è la neve in montagna, ma tutto dipenderà da come va il clima, perché se dovesse sciogliersi improvvisamente da qui a pochi giorni, potrebbero crearsi dei problemi di sicurezza idrogeologica se arriva una grande massa d'acqua. 2, perderemo la ricchezza per i mesi a venire perché ci sono ancora troppo pochi invasi capaci di raccogliere questa massa d'acqua che potrebbe arrivare. Questo per arrivare a dire che una delle richieste che fanno i consorzi di bonifica, in particolare anche quelli del Veneto, è la creazione di nuovi invasi. Fra l'altro Giuseppe Romano, presidente del consorzio di bonifica Piave, che ha sede a Montebelluna in provincia di Treviso, è fra l'altro il presidente di un ente che sta portando avanti una delle prime esperienze in Italia di riconversione di bacini precedentemente usati come cave, che è un'altra delle richieste che fate. Allora, tutto corretto, spero? Sì, correttissimo, correttissimo. Allora, le questioni sono un paio. La prima, sicuramente c'è un problema dal punto di vista climatico e poi c'è un problema di tipo normativo. Le norme comunitarie impongono di dover ragionare in modo diverso rispetto ai fiumi, quindi di avere anche un deflusso ecologico importante rispetto al fiume. Per cui è indispensabile, è ciò che noi diciamo da un po' di tempo, è indispensabile programmare, è indispensabile fare una programmazione seria che da un lato riconverta i sistemi irrigui, dall'altro utilizzi questi bacini che in alcune realtà, vedi Treviso, ma potrebbe benissimo essere anche sicuramente Verona, quindi tutta l'alta pedemontana, quindi recuperare le cave
per poter invasare l'acqua in questi momenti, magari in questi momenti c'è la capacità, la possibilità di invasarla, per poi riadoperarla in altri momenti. Perché, ripeto, noi siamo da tempo abituati, purtroppo diamo per scontato che l'acqua ci sia, non sempre è così, quindi bisogna assolutamente bacinizzarla in modo diverso. Trattenerla quando arriva per usarla quando serve. Trattenerla perché poi c'è l'inverso. Noi siamo sempre quegli enti, quelle realtà che hanno la duplice funzione, cioè la doppia faccia della stessa medaglia. Da una parte la sicurezza idraulica, cioè piove troppo, dall'altra parte la siccità. Ecco, noi stiamo lavorando e da questo punto di vista noi ci candidiamo ad essere sicuramente enti di riferimento per quella realtà e per quei sistemi, per dare una risposta nei due lati, siccità e eccessiva piovosità, ad esempio adoperando queste cave di cui abbiamo degli esempi facilmente visibili, certamente implementabili, dove quando piove molto, al posto di allagare una città, Castelfranco per lo specifico, accumuliamo l'acqua. Quest'acqua la riadoperiamo nei periodi, compatibilmente con le esigenze del tempo, la adoperiamo nei periodi estivi a dare una mano, a dare un contributo all'irrigazione, quindi a un territorio dal punto di vista sia agricolo ma anche ambientale. In questo si inserisce il piano irriguo regionale, che è un'assoluta novità per il Veneto. In questo si inserisce il piano irriguo regionale, che è una novità, l'abbiamo presentato 2 anni fa come richiesta, sempre alla Fiera di Verona, dicendo che era... È importante arrivare. È che era sicuramente importante dare un passo diverso, perché sì è vero che tutta la materia è in capo allo Stato, quindi si pensa e si deve pensare che c'è una programmazione nazionale, e in questa programmazione ci sono sia un piano irriguo nazionale, c'è un piano di invasi nazionale, ci sono altre fonti di finanziamento a cui l'ANBI nazionale sta lavorando. Ma per noi in Veneto era estremamente necessario 2 cose. La prima, aprire una porta nuova, che era e che è il piano irriguo regionale, delle risorse, non dico certe, ma con una certa certezza e una certa continuità. Questo consente ai consorzi di bonifica di fare programmazione, perché è difficile pensare che se quest'anno metto una cifra e devo spenderla nell'anno abbia già tutto pronto, quindi mi devo fare una programmazione. I consorzi sono delle realtà molto preparate, hanno diversi progetti. Noi abbiamo un parco progetti di 850 milioni di euro pronti cantierabili per l'irrigazione e altrettanti, se non di più, per la difesa del suolo. Nello specifico dell'irrigazione abbiamo 850 milioni di progetti cantierabili, di cui 147 milioni di euro all'interno del piano irriguo nazionale, per cui abbiamo le capacità, la professionalità, il know-how per poter dare la risposta alla sicurezza idraulica e all'irrigazione. Però abbiamo anche bisogno di avere una programmazione. Ecco, questo nuovo piano irriguo regionale, che non sostituisce il piano irriguo nazionale, dà una risposta, è complementare, dà una risposta a quei piccoli, medi problemi che noi abbiamo e che hanno bisogno di una costante azione di programmazione e di esecuzione delle opere. Ecco, nel frattempo abbiamo visto passare in sovraimpressione dei cartelli. Uno è il fabbisogno di grandi investimenti e per quello insomma si guarda ai fondi nazionali, il piano nazionale degli invasi, il piano irriguo nazionale. Poi invece c'era un secondo cartello che è la suddivisione dei fabbisogni dei consorzi di bonifica per il piano irriguo regionale. Qua voi avete scelto una strategia che è quella di privilegiare interventi al di sotto dei 500.000 euro, proprio perché insomma le risorse del Veneto non sono poi tantissime. Sì, perché neanche a livello nazionale. No. Sì, perché bisogna sempre ricordare che i consorzi di bonifica normalmente agiscono sulla programmazione ordinaria, fanno le opere di ordinaria gestione e questi sono investimenti, quindi gli investimenti devono essere all'interno di un bilancio che non può essere il bilancio dei consorzi di bonifica, quindi questi investimenti arrivano o dallo Stato o dalla Regione. Nello specifico il piano irriguo ci siamo dati un taglio, passatemi il termine, di un importante numero di progetti, ripeto, sempre raggiungibili e cantierabili, ma con un taglio più basso, intorno ai 300-400 mila euro, appunto perché sono più piccoli e non meno importanti, anzi alla fine potrebbero dare delle risposte ancora più importanti, però vanno programmati. Quindi la nostra necessità è quella di dire facciamo questo piano e di questo punto di vista devo ringraziare sia il governatore
Zaia, che è l'assessore PAN, e tutto il Consiglio regionale del Veneto, perché ha recepito questa nostra richiesta, che è quella di dire iniziamo, sono pochi, noi non diciamo che sono tanti, diciamo subito che sono pochi, ma sono programmati. Cioè 1 milione di euro quest'anno, un paio di milioni negli anni nei prossimi anni. Ma i consorzi di bonifica hanno progetti per 61 milioni, quindi solo su questo versante. Solo appunto per la manutenzione importante. No, per la trasformazione, per gli investimenti. Ma ripeto, se domani mattina iniziamo un percorso, questi 60 fanno presto arrivare a 100, perché ripeto, certo, noi essendo tutti i giorni a contatto con il territorio, recependo le esigenze dei cittadini, dei contribuenti, degli agricoltori, dei comuni, abbiamo una capacità di programmazione, una capacità di predisposizione di progetti infinita, lo dico con estrema tranquillità, infinita. E poi ovvio ci scontriamo con il fatto delle risorse. Questo è una prima bozza, un primo ragionamento, ma se questa partita, io mi auguro, perché la novità importantissima è che questa legge, su questo piano in rigo regionale, è inserito in legge, quindi è inserito nella legge regionale dei consorzi di bonifica, quindi è un buon viatico per iniziare il percorso. Bene. Salutiamo con soddisfazione perlomeno l'avvio del percorso. Grazie a Giuseppe Romano, che è il presidente di Ambi Veneto, l'associazione dei consorzi per la gestione e la tutela del territorio e delle acque irrigue, altresì conosciuti come consorzi di bonifica e di irrigazione. Buon lavoro. Grazie. Alla prossima.